Nel corso del primo interrogatorio Luigi Chiatti ammette l'omicidio di Lorenzo Paolucci. È impossibile per lui negarlo. In casa ci sono tracce ovunque, l'omicidio è avvenuto lì e quel giorno c'era solo lui. Ammette il giorno successivo anche l'omicidio di Simone Allegretti, avvenuto 6 mesi prima. Dalla scorsa notte un giovane di 23 anni, Luigi Chiatti, figlio di un medico folignate, si trova in stato di fermo nella camera di sicurezza del commissariato di Foligno. Un ragazzo normale, magari chiuso e introverso, adottato a 7 anni da 2 coniugi senza figli. Lui un medico di famiglia di cui tutti a Foligno dicono solo bene. Lei un insegnante che per allevare il suo Gigi aveva lasciato il lavoro. Apparve chiaro che pur essendo nella lista delle 1000 persone ipoteticamente da attenzionare, questo è il termine usato, le indagini erano ancora molto lontane da lui, non lo avevano nemmeno sfiorato. Lo fermarono perché quel giorno, il 7 agosto 1993, aveva dovuto agire in fretta, cercando di eliminare le tracce in casa prima che arrivassero i suoi genitori da Foligno. Aveva poi trascinato il corpo di Lorenzo Paolucci fino alla piccola scarpata, lasciando segni evidenti, una scia sul terreno. Gli avvocati Guido Bacino e Claudio Franceschini assunsero la sua difesa. Ricevettero messaggi di minacce, pena di morte per il mostro e per i suoi difensori. Raccontò poi Franceschini: quando hanno saputo che difendevo Chiatti, i miei figli non mi hanno rivolto la parola per giorni. Non capivano come io potessi difendere una persona del genere. Quando dissi che quello che loro chiamavano il mostro aveva pensato di rapire 2 bambini e di vivere con loro per 7 anni in montagna, commentarono: ma allora è matto. Già durante i primi interrogatori Chiatti racconta quello che era il suo piano, la sua idea ossessiva. Disse: l'unica cosa che mi importava era di risolvere il problema della mia solitudine. Non ho mai creduto che gli adulti potessero essermi d'aiuto perché con loro non riesco a entrare in sintonia. Mentre i bambini sono più intelligenti e a mio avviso capiscono subito se uno è buono o no. Già prima dell'omicidio di Simone avevo maturato l'idea di scappare di casa e rapire 2 bambini in tenerissima età, 1 anno, poco più, per tenerli con me per la durata di 7 anni. A questo scopo, fin dall'estate del 1992, e forse anche un po' prima, avevo cominciato a fare provviste di abiti per bambini da 3 a 7 anni. I vestiti per la taglia da 3 anni vanno bene anche a bambini di 2 anni, e per quelli di 1 anno avrei provveduto in seguito, prima di passare all'azione. Compravo ogni tanto capi di vestiario, preferibilmente non a Foligno, e preferibilmente nei grandi magazzini dove non c'erano commessi che potessero ricordarsi di me. L'acquisto dei capi necessari avrebbe richiesto molto tempo, perché ne dovevo comprare una grande quantità. Avevo compilato un elenco di ciò che mi sarebbe servito e l'avevo messo in un dischetto con i file che avevo chiamato vestiti BAM. Dovevano servire per i 7 anni previsti. Dice Isabella Merzagora, docente di criminologia e autrice di diversi libri, tra cui La normalità del male. Si è detto avesse tratti di disturbo narcisistico di personalità. Tanto per capirci, una persona alla quale tutto è dovuto, che esigeva ammirazione, che doveva essere sempre assecondato dagli altri, lo si trovò poi mancante di empatia. D'altra parte, insomma, quello che ha fatto lo faceva immaginare. Non aveva rimorso, quasi, parlando dei suoi delitti, quasi che la colpa fosse delle vittime, che appunto non l'avevano assecondato e ammirato abbastanza. Ecco, questa in estrema sintesi il quadro che sia dai periti sia dalla Corte d'assise in primo grado fu considerato non incapacità di intendere e di volere. L'abbiamo detto, Luigi Chiatti parlò a lungo con gli inquirenti e iniziò a parlare di sé, della sua vita,
come se volesse dare una spiegazione a quello che aveva fatto e come se i 2 omicidi fossero in fondo parte marginale della sua esistenza. Mostra, parlando con gli inquirenti e poi con i consulenti che lo esaminarono, un'alta considerazione di sé. Preoccupato, venne scritto in una perizia, più di tutto di far conoscere i modi e le sue ragioni di sentirsi gravato da tante difficoltà psicologiche. Arriva a dire: il fatto è che sono troppo perfetto. Lo psichiatra Vittorino Andreoli spiegò, dopo averlo incontrato, che era come se Chiatti non si sentisse responsabile, come se avesse avuto un credito con il mondo e avessero dovuto essere gli altri, i giudici, periti, a farsi carico delle sue difficoltà, magari anche a risolverle. Disse Andreoli: secondo la sua prospettiva non ha commesso 2 omicidi, ma ha semplicemente risolto in quel momento un proprio problema. Luigi Chiatti era nato a Narni il 27 febbraio 1968. Non si chiamava così allora, il suo nome era Antonio. La madre lavorava in una famiglia della zona, il padre si era allontanato prima della nascita del bambino, non ne voleva sapere nulla. La madre, in difficoltà economica, aveva affidato il figlio al Beata Lucia, istituto di Narni per l'assistenza all'infanzia. Gli aveva dato il suo cognome, lo andava a trovare. Vittorino Andreoli trovò nelle carte dell'istituto questa annotazione: la madre viene a trovare il figlio ogni volta che è il giorno libero, ma non si ritiene sufficientemente matura per assumerne direttamente la responsabilità. Nel 1973 viene redatta una valutazione psicologica del bambino, conservata negli archivi dell'istituto. Presenta una condotta dal carattere conflittuale, in particolare nei confronti della figura femminile, da cui si attende rimprovero e punizione. Se rassicurato, tende a sviluppare un dialogo poco strutturato. Nel suo gruppo lega la sua condotta a quella di un coetaneo, secondo uno schema di dipendenza. Antonio trae dalla condotta dell'amico schemi di identificazione per canalizzare la sua aggressività. In definitiva, il minore risente negativamente della carenza affettiva e delle frustrazioni derivanti dalla vita di istituto, a cui si aggiunge la mancanza della figura materna molto sentita. Tende a isolarsi. Il 24 marzo 1974 Antonio viene affidato alla famiglia Chiatti di Foligno. L'uomo è un medico conosciuto in città e stimato. La donna fa la professoressa. La normativa sulle adozioni era molto diversa da quella di oggi. Il principio del superiore interesse del minore viene stabilito solo nel 1983. Il 23 giugno 1975 viene decretata l'adozione. Antonio cambia nome, diventa Luigi. Ha 7 anni, è lo stesso periodo di tempo che poi indicherà nel suo piano: vivere con 2 bambini per 7 anni. Quando lo interrogeranno dirà che non si ricordava quasi nulla dei primi anni di vita, dell'istituto in cui era stato. Racconterà di esserci tornato 2 volte, una volta con i genitori adottivi. Gli mostrarono la sua stanza, non ricordava nulla. Ci tornò un'altra volta da solo quando aveva 15 anni. Andò con il treno senza dirlo ai genitori, si recò alla stazione dei vigili urbani per sapere l'indirizzo dell'istituto Beata Lucia. Poi però disse: non ci andai, non ebbi il coraggio. Chiatti raccontò tutto questo agli inquirenti, parlando per ore, giorni, tornando indietro, precisando, facendosi ripetere ciò che aveva detto perché voleva essere sicuro che chi lo ascoltava avesse capito. Raccontò 2 sogni ricorrenti. Sono in treno e arriva il controllore. Mi nascondo sotto il sedile perché non ho i soldi, né la carta d'identità. E poi la carrozza di un treno si spezza e io mi spezzo con la carrozza. Sono squartato e mi sveglio atterrito. Tutto questo non serve certo a spiegare che cosa avvenne dopo. Va riportato perché fu lo stesso Luigi Chiatti a raccontarlo, come se fosse la spiegazione di tutto. E d'altra parte nemmeno le perizie psichiatriche possono del tutto spiegare.
Indicano un quadro, individuano patologie, sono uno strumento indispensabile per i giudici per capire se una persona è imputabile o meno. Dice Isabella Merzagora. È un po' come dire, allo psicopatologo forense, a chi fa la perizia soprattutto, si è consegnato un po' un mandato di sedare angosce sociali. Sono casi questi in cui si mobilitano prepotentemente fantasmi e terrori inconsci. È come se il mandato scientifico ne lasciasse intendere uno di rassicurazione. Cioè il perito dica che il mostro è tale e quindi diverso da noi che non siamo mostri. Quindi forse non solo viene chiesto se è capace di intendere e di volere, questo evidentemente è il quesito posto dal giudice, ma è come se venisse chiesta una comprensione quasi in chiave di rassicurazione. Bisogna che facciamo i conti con l'angoscia dell'incognito e anche del nostro incognito, col che non voglio dire che siamo tutti possibili mostri. Voglio dire che dobbiamo fare i conti anche con qualcosa di non limpidissimo che potrebbe esserci in noi e fare i conti con l'idea che ci sono degli umani pessimi. Chiatti parlò a lungo dei suoi rapporti con i genitori, quasi inesistenti con il padre, che descrisse come chiuso, taciturno, sempre impegnato nel lavoro. Disse: lo vedevo solo a tavola, ma bisognava stare in silenzio per fargli ascoltare il telegiornale. Ne sentiva due, uno di seguito all'altro. Con la madre i rapporti erano migliori, ma con il tempo molto più rari. Raccontò un episodio avvenuto quando andava alle elementari. Un giorno entrò in classe una maestra che abitava vicino a casa mia e con la quale avevo un rapporto di amicizia. Frequentavo anche la sua casa e mi sgridò dicendo che a casa picchiavo mia nonna. Sono rimasto per tutto il giorno in silenzio. Non tolleravo che avessero confessato quel mio comportamento all'insegnante. Da allora ho cominciato a chiudermi. Mi sentivo etichettato come cattivo, ma non ero cattivo. C'era come una resistenza a entrare in casa. Mi sentivo come se odiassi quella casa. Tutto questo ancora non fornisce certo alibi, che non esistono. Ma quei racconti cronologici, precisi, fatti con calma e razionalità, fanno capire che Luigi Chiatti stesso raccontò la sua vita come giustificazione a tutto, come se dicesse: la colpa non è mia, cos'altro poteva succedere. Dopo le scuole medie viene iscritto all'Istituto per Geometri. Una sua compagna di classe, intervistata da un giornale locale, disse che era irreprensibile, educato, sempre in prima fila, attento, lo studente perfetto. E allo stesso modo lo descrisse il titolare di uno studio di geometri presso cui Chiatti fece apprendistato. E anche i commilitoni con cui aveva condiviso il servizio militare. Tutte le dichiarazioni erano simili, e simili a tante che siamo abituati a sentire quando si parla di casi di cronaca. Quando i genitori si rendono conto che Luigi sta sempre da solo, non ha amici, che resta tutto il giorno chiuso nella stanza, si rivolgono a una psicologa a Roma. Non a Foligno, dove la cosa si sarebbe risaputa e loro non volevano che accadesse. Lui ci andò qualche volta, poi più. La psicologa raccontò poi che Chiatti aveva iniziato ad aprirsi a raccontare, a dirle che si era messo in cerca della sua madre naturale, che aveva scoperto il certificato di nascita o comunque un documento in cui c'era il nome dell'ostetrica. Poi la madre adottiva richiamò tempo dopo la psicologa dicendo che la situazione non era migliorata, che il figlio si isolava sempre di più. Raccontò anche episodi di aggressività. Tutto questo venne raccontato sui giornali, soprattutto quelli locali, che andarono, come consuetudine, alla ricerca di chiunque avesse avuto rapporti con Luigi Chiatti. Fu anche intervistata la madre naturale, che raccontò di come la sua famiglia l'avesse isolata perché aveva deciso di tenere quel bambino, della disapprovazione delle persone per cui lavorava.
Da quell'intervista emerge la descrizione della totale assenza di servizi sociali che potessero aiutare le madri in quella situazione. L'isolamento, la disapprovazione generale. Chiatti fu iscritto all'università a Perugia. Grazie al padre viveva in un collegio riservato a figli di professionisti. Venne allontanato dopo che fu accusato di piccoli furti. C'è un fatto che avvenne 4 anni prima degli omicidi. Lo raccontò il padre. 4 anni fa stavamo per partire per una vacanza e poiché Luigi era chiuso a chiave nella sua camera, noi gli chiedevamo insistentemente di uscire, perché la stanza doveva essere messa a posto prima della partenza. All'improvviso uscì, spingendomi in bagno e chiudendomi a chiave. Poi scese al piano di sotto. Rinchiuse mia moglie in un piccolo locale che si trova tra l'ambulatorio e la sala d'attesa. Attraverso il buco della serratura vidi che entrava nella nostra camera da letto. Poco dopo capii dal rumore che era partito a bordo della mia Y10. Dalla finestra chiamai un vicino di casa, il quale portò una scala attraverso la quale scesi in giardino, liberando così anche mia moglie. Andai in camera e mi accorsi che si era appropriato del mio portafoglio e del libretto degli assegni. Aveva preso anche un piccolo televisore che si trovava al piano terra. Io e mia moglie entrammo nella stanza di Luigi e notammo disposti sopra un tavolo alcuni indumenti per bambini e piccole scarpe. C'era anche un gran numero di lamette, saponetti e altro materiale che invece era appoggiato sopra una credenza laterale. Questo racconto venne fatto da padre di Chiatti alla polizia l'8 settembre 1993. Quindi già da tempo, secondo ciò che disse il padre, Luigi aveva iniziato ad accumulare abiti e materiale per il suo piano, quello di rapire 2 bambini e vivere con loro. Disse Luciano Paolucci, padre del 13enne assassinato, durante un'intervista rilasciata ad Antenna 2, TV della Marsica. Io posso perdonare Luigi Chiatti perché è stato sfortunatissimo nella vita. Disse anche però che nel corso del processo non si sarebbe dovuto puntare sulla semi-infermità mentale, che avrebbe previsto per Chiatti uno sconto di pena. Ricorda il giornalista e scrittore Alvaro Fiorucci parlando dei genitori di Luigi Chiatti. Credo che per questa storia i genitori adottivi ne sono lentamente morti, devo dire, dalla sorpresa, dal dolore, dalla tragedia che si era abbattuta sulla loro famiglia. Però c'è da dire che molti dubbi suscitarono, diciamo, gli atteggiamenti dei genitori. È improbabile che la madre non si fosse accorta di questo strano comportamento del figlio che stoccava nella sua cameretta e in parte in soffitta degli abiti da bambino, i pannolini e tutto l'occorrente che lui immaginava gli sarebbe poi servito per crescere questi 2 bambini che lui voleva rapire e portare con sé. Del resto è anche singolare che la famiglia, mentre gli inquirenti davano la caccia ad un geometra senza nome, ma che veniva definito con qualche patologia di natura borderline, se vogliamo, non abbiano pensato che forse si poteva collegare benissimo il comportamento del figlio rispetto a questa caccia al mostro. L'abbiamo detto. Chiatti confessò prima il delitto di Simone Allegretti, poi quello di Lorenzo Paolucci. Dice ancora Fiorucci. Lui ammise questo omicidio perché non poteva negarlo, poi nel corso della notte, pressato dalle domande del pubblico ministero Michele Renzo, confessò anche il primo omicidio e quindi ammise sostanzialmente tutto e con una freddezza, con una calma glaciale, con una calma che quasi faceva paura,
agghiacciante, si può dire. E lui raccontò tutto perché aveva ucciso e qual era il suo progetto. Il suo progetto era un progetto di vita. Lui si era preparato, aveva stoccato materiale nella sua abitazione per rapire 2 bambini, portarli con sé in un luogo dove nessuno li avrebbe trovati per farli crescere, per educarli, convinto che così, disse Luigi Chiatti, così con l'educazione che io gli do, sicuramente saranno delle persone che finalmente mi vorranno bene, che finalmente si affezioneranno alla mia persona. Non daremo anche in questo caso nessun particolare dell'omicidio. Chiatti raccontò che cosa era accaduto domenica 4 ottobre 1992, quando era stato assassinato Simone Allegretti. Uscì di casa quel giorno perché sentiva l'impulso di mettere in atto il suo piano. Prese l'auto, la Y10 del padre, e iniziò a girare nei dintorni di Foligno. Questo è un breve stralcio del processo, con la domanda del pubblico ministero e la risposta di Luigi Chiatti. È uscito di casa il 4 ottobre del 92. Sì, quindi sono uscito, ho preso la macchina, mi sono prima sistemato, ho preso la macchina e ho girato un po' intorno Foligno, fuori dalla città. In città certamente era più difficile trovare un bambino solo, quindi io andavo un po' nei dintorni, fino a trovarmi su una via sterrata e mi sono accorto che vi era vicino a un albero in fondo un bambino. Disse che la sua intenzione era solo quella di prendere il bambino. Aveva anche individuato un luogo vicino a Macerata dove portare avanti per 7 anni il suo piano. Poi aveva ucciso per farlo smettere di piangere, perché disse mi dispiaceva vederlo soffrire. Spiegò che l'omicidio era avvenuto in casa e che poi aveva pulito tutto con attenzione e precisione. Disse in aula: ritengo di avere le capacità mentali e materiali per compiere tutte le operazioni pratiche necessarie a convivere con i bambini che avrei rapito. Credo, in altri termini, che avrei saputo provvedere alla loro alimentazione, alla loro pulizia e alla loro educazione. L'unica cosa che non avrei potuto fare era punirli, perché ritengo che i bambini debbano solo giocare ed essere educati attraverso il gioco. Dal carcere scrisse poi anche una lettera a Simone Allegretti, come se fosse ancora vivo. Caro Simone, in questo momento il mio unico pensiero è di poterti vedere ancora una volta, per poterti spiegare che io non volevo farti assolutamente del male, ma volevo solamente darti tutto il mio amore. Io amo i bambini, non li odio. Descrisse con la stessa calma l'omicidio di Lorenzo Paolucci. Mi trovavo in una grande tensione perché me lo volevo fare amico e volevo dirglielo e non ci sono riuscito. Disse poi: non avevo neppure la percezione di quello che avevo fatto. Pensavo che ne avrebbe parlato solo il TG3 regionale. Parlò delle lettere indirizzate alla polizia. Volevo vedere le loro reazioni davanti alle mie minacce. Guardavo la televisione per capire a che punto erano le indagini e a volte mi veniva l'idea di dare degli elementi in più. Mi piaceva essere al centro dell'attenzione. Gli inquirenti diranno poi che nel corso degli interrogatori Luigi Chiatti appariva estremamente calmo, imperturbabile, senza alcuna reticenza. Era convinto che se non avesse dovuto agire in fretta il 7 agosto 1993 non lo avrebbero mai preso. Ancora emerse quella sua idea di essere perfetto, di essere più bravo degli altri. Dopo il primo omicidio aveva agito con calma, metodicità, precisione, ripulendo tutto, eliminando le tracce. Il secondo omicidio era stato, questo venne sottolineato nella sentenza, più d'impulso. Luigi Chiatti aveva agito concitatamente, probabilmente era conscio che sarebbero risaliti facilmente alla casa dove viveva, eppure non aveva provato a scappare, forse convinto anche in quel caso di riuscire a ingannare l'inquirente. Il processo a Luigi Chiatti si apre a Perugia in Corte d'Assise il 1 dicembre 1994. In aula, le poche volte che sarà presente, Luigi Chiatti ha un atteggiamento distaccato, freddo.
parla senza esitazioni, risponde alle domande del pubblico ministero con estrema precisione. La trasmissione, Un giorno in pretura, trasmise quell'udienza. Mentre Chiatti parlava, il silenzio in aula era quasi irreale. Le telecamere mostravano il contrasto tra il volto dell'imputato, assolutamente calmo, quasi rilassato, e quello delle persone presenti, invece sconvolto, quasi incredulo. Ha scritto Antonio Maria Bonanata nel volume Il mostro di Foligno della serie Mezzo secolo di cronaca nera. Tornando alle immagini di Un giorno in pretura, al volto di Luigi Chiatti, al suo sguardo impassibile, al suo modo di parlare neutro e a tratti compiaciuto, alla globale compostezza della sua figura. Tutto ciò è stato probabilmente il momento a più alto impatto emotivo della vicenda, in cui l'Italia intera ha avuto la possibilità di guardare in faccia l'orco, il mostro temuto da tutti. Al posto dei genitori di Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci, vi erano infatti migliaia di genitori che, guardando in TV l'autore di quegli assassini, pensavano con terrore alla sorte dei propri figli. Il centro del processo si basa sulle perizie psichiatriche. Sono state eseguite dai consulenti d'ufficio, tra cui Ugo Fornari, celebre e molto stimato ordinario di psicopatologia all'Università di Torino. Ci sono poi consulenti di parte, cioè della difesa, tra cui Giovanni Battista Traverso, ordinario di psicopatologia forense all'Università di Siena. E poi consulenti della parte civile, cioè quelli nominati dagli avvocati delle famiglie delle vittime. Consulente del pubblico ministero è Vittorino Andreoli, uno dei più celebri psichiatri italiani. Dice Ludovica De Fazio, psicologa forense. La valutazione psichiatrica di oggi è sicuramente più aggiornata e un po' più ricca rispetto a quella che ci poteva essere all'epoca, nel senso che ad oggi, per dare dei dati più oggettivi e meno interpretabili, si fa riferimento soprattutto ai test neuropsicologici, che quindi sono quelli che valutano la funzionalità delle aree cerebrali, il funzionamento normale o atipico, deficitario, e anche alle tecniche di neuroimaging, che all'epoca sicuramente non si utilizzavano per le perizie. Quindi sicuramente all'epoca si faceva riferimento alla diagnosi nosografico-descrittiva, diciamo quella identificata nei manuali diagnostici come il DSM, che è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, per l'inquadramento diagnostico, e ovviamente per fare una perizia bisogna tenere conto anche di altre variabili, della storia del soggetto, la presenza di eventuali altri episodi pregressi, perché è difficile che poi una patologia si manifesti all'improvviso in età adulta senza dei precedenti, quindi la storia anamnestica è anche un fattore molto importante. Ed ecco ciò che dice riguardo alle tecniche utilizzate oggi. Sono dei test di solito carta e matita che valutano le funzioni cognitive. Di solito sono deficitarie, alterate le funzioni cognitive delle aree frontali, nel caso di persone che hanno una ridotta capacità di intendere e di volere, quindi di controllare i propri agiti e di comprendere il valore del proprio gesto. In più ci sono le tecniche di neuroimaging, per esempio la voxel-based morphometry, che vanno a valutare le alterazioni strutturali e che possono dare una conferma oggettiva di un'alterazione di questo tipo. Neuroimaging, sì, sono una sorta di fotografie del cervello che ci mostrano eventuali anomalie rispetto alla media. Chiatti viene sottoposto al test delle matrici di Raven e al test Weiss, che evidenziano in lui un'intelligenza superiore alla media. E poi al test Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Detto in maniera molto semplificata, il Minnesota Test è attualmente costituito da 567 affermazioni denominate item. Ogni candidato deve indicare se ritiene che ciascuna affermazione sia prevalentemente vera o prevalentemente falsa rispetto alla propria esperienza. Quel test rivela in Luigi Chiatti una propensione all'azione, comportamenti impulsivi o trasgressivi e chiusura ai rapporti interpersonali.
Evidenzia anche una persona molto sicura di sé e del proprio agire, con contatti personali limitati, cosa che lo fa tendere a uno stato depressivo. Il test dell'albero, in cui al soggetto viene chiesto generalmente di disegnare 1 o 2 alberi, evidenzia in lui una spiccata ipertrofia dell'io, un disturbo narcisistico. Il test della figura umana mette in evidenza le sue problematiche relative alla sfera sessuale. Il test di Rosenzweig, che prevede l'interpretazione di vignette raffiguranti il confronto tra 2 persone, sottolinea lo scarso adattamento sociale. Dal test di Rorschach emerge, secondo Vittorino Andreoli, un forte bisogno di valorizzazione narcisistica, un pensiero poco definito, una personalità disarmonica e infantile. I consulenti di parte esprimono alla fine una diagnosi di disturbo borderline, e cioè intensa instabilità e conflittualità nelle relazioni interpersonali, paura dell'abbandono, disregolazione emotiva, sensazione cronica di vuoto. I periti di parte civile parlano di un meccanismo di sdoppiamento alla base di manifestazioni di rabbia narcisistica. Ancora una volta nei colloqui con i periti emerge l'alta considerazione che Chiatti aveva di sé, il suo considerarsi un essere superiore, il suo pensare di essere speciale. Vittorino Andreoli scrisse nel suo libro Delitti: in Luigi Chiatti è netta la distinzione tra una sessualità fantastica tra i suoi desideri e una sessualità effettivamente esercitata. Si blocca di fronte a relazioni più mature. Il muro tra desiderio e azione si chiama lo sporco. Scrisse Andreoli con una frase disturbante ma che è importante. Il bambino è per Chiatti un oggetto sessuale pulito ed è l'unico soggetto capace di unificare realtà e fantasia. E poi, il suo amore per i bambini diviene la migliore metafora di se stesso come bambino. Esso rappresenta quello stesso bambino che ha cancellato, ma che vuole comunque ripossedere, riconquistare, persino rubare. E in virtù di quella che lui considera la sua specialità, Luigi Chiatti si ritiene senza colpa. Si ritiene assolto dal punto di vista morale per i crimini che ha commesso. C'è un passaggio tra quelli riportati da Andreoli che è più forte di altri e che spiega molto di ciò che avvenne dopo. Chiatti affermò che se fosse uscito dal carcere avrebbe avvertito con molta probabilità il desiderio di cercare un altro bambino e forse di ucciderlo. Luigi Chiatti viene ritenuto capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio dei 2 bambini. Ha scritto Vittorino Andreoli: quando mi riferisco alla pedofilia come a una patologia, non intendo attribuirle un contenuto soltanto fisico, causato da un disturbo molecolare, né è mia intenzione annullare la responsabilità di chi tenga determinati comportamenti dietro lo schermo della malattia. Oggi sappiamo, continua Andreoli, che persino un disturbo mentale grave come la schizofrenia può benissimo essere compatibile con la capacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui il fatto è compiuto, e quindi compatibile con la punibilità del soggetto. Al termine del processo, gli avvocati difensori chiedono che a Luigi Chiatti venga riconosciuta la semi-infermità mentale. Chiatti è capace o incapace? Riconoscere a Luigi Chiatti la diminuente della semi-infermità. Applicare il minimo della pena anche in ordine all'aumento per la continuazione. Nella sua requisitoria il pubblico ministero chiede 2 ergastoli. Vogliate dichiarare Luigi Chiatti colpevole di tutti i reati ascrittigli e irrogare a Luigi Chiatti per questi capi la pena dell'ergastolo. Il 28 dicembre 1994 viene emessa la sentenza. Luigi Chiatti era, sostengono i giudici, capace di intendere e di volere nel momento in cui assassinò Simone Allegretti Lorenzo Paolucci. Viene condannato a 2 ergastoli, con isolamento diurno della durata di 2 anni. Il secondo assassinio non ha l'aggravante della premeditazione, che invece è riconosciuta per il primo omicidio. Viene ordinata inoltre la confisca dei beni appartenenti alle vittime di cui Chiatti si era impossessato,
la distruzione di tutto ciò che gli era stato sequestrato, il risarcimento dei danni subiti dalle parti civili pari a 500 milioni di lire per ogni genitore delle due vittime, a 300 milioni per ciascun fratello e a 150 milioni di lire per ciascun nonno. Complessivamente sono più di 2 milioni di euro al valore di oggi. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Perugia dichiara Chiatti Luigi colpevole dei reati di omicidio, sequestro, occultamento di cadavere in danno di Simone Allegretti, condanna Chiatti Luigi alla pena dell'ergastolo. Dichiara Chiatti Luigi colpevole dei delitti di omicidio e occultamento di cadavere in danno di Lorenzo Paolucci. Condanna Chiatti Luigi alla pena dell'ergastolo. L'udienza è tolta. Luigi Chiatti viene recluso nel carcere di Spoleto. I suoi legali presentano appello contro la sentenza. L'obiettivo principale dei difensori è quello di mettere in discussione la perizia dei consulenti d'ufficio, che era stata determinante per il convincimento dei primi giudici. La Corte nomina quindi un nuovo team di consulenti, tra cui il criminologo Francesco Bruno, di cui i difensori chiedono però la sostituzione per aver espresso le proprie opinioni personali in varie interviste televisive. La richiesta viene accolta. I giudici chiedono ai consulenti di stabilire se Chiatti fosse realmente capace di intendere di volere al momento dei fatti e di indicare, se fosse stata stabilita l'infermità totale o parziale, la natura e le caratteristiche di questa eventuale infermità. Chiedono poi se i disturbi, qualora accertati, abbiano il valore di malattia, vera e propria infermità psicologica o semplice anomalia psicologica. Il 26 marzo 1996 viene presentata la relazione conclusiva. Luigi Chiatti è ritenuto affetto da grave e profonda immaturità delle strutture di personalità, che si manifesta attraverso il disturbo narcisistico di personalità, con pedofilia e con tratti sadici schizoidi. Nella relazione vengono criticate le conclusioni a cui erano giunti i consulenti del primo processo. Non avevano espresso, secondo la nuova perizia, la problematica e spaventosa immaturità dell'imputato. È scritto nella nuova relazione: sotto il profilo psichico-affettivo, maturativo, etico e sociale, Chiatti è come un bambino di 3 o 4 anni e della sua devastante immaturità di fondo il collegio dei periti che lo ha esaminato prima non ha tenuto conto. Per i nuovi periti, Luigi Chiatti è una persona pericolosa, che va assicurata in una struttura di cura e sorveglianza per individui affetti da malattia psichiatrica. Secondo i consulenti, al momento dei 2 delitti, Luigi Chiatti non era nella pienezza delle sue facoltà mentali. Il pubblico ministero chiede che la sentenza di primo grado venga confermata. Gli avvocati di Chiatti chiedono invece che venga riconosciuto che il loro assistito non è imputabile o comunque affetto da vizio parziale di mente. I giudici restano in camera di consiglio poche ore. L'entità della condanna viene ridimensionata perché Chiatti è ritenuto parzialmente capace di intendere di volere, cosa che rende indispensabile una diminuzione della pena. Ma che cosa si intende per semi-infermità mentale? Dice Isabella Merzagora. Il semi-infermo, se posso usare magari termini un po' colloquiali, è un po' come si dicesse: sì, d'accordo, la tua infermità ha avuto intervenuta nel tuo agito, ma diciamo così qualcosa ci hai messo del tuo. E in questo caso, infatti, c'è una riduzione di pena, ma non c'è la non imputabilità completa. E qui è abbastanza interessante il fatto che in primo grado la Corte d'Assise di Perugia dà la totale capacità. In Corte d'Assise d'Appello invece si dà l'infermità. Si cercassero, vogliamo dire, delle scappatoie inconsce per noi. Dice la psicologa forense Ludovica De Fazio. La semi-infermità
corrisponde alla capacità di intendere e di volere fortemente scemata. Quindi la persona è imputabile, ma con attenuanti e quindi in particolare una riduzione della pena. Quindi risponde del gesto che ha compiuto, ma è stata riconosciuta una patologia tale da non renderlo pienamente capace di intendere e quindi di comprendere il disvalore del proprio gesto o le conseguenze di quanto compie, e di volere, cioè la capacità di autodeterminarsi, di controllare i propri impulsi, i propri gesti impulsivi. Luigi Chiatti, proprio per questo motivo, viene condannato a 30 anni di reclusione con il ricovero in casa di cura per almeno 3 anni. Anche il risarcimento alle parti civili viene ridimensionato. Chiatti è condannato al pagamento di 51 milioni di lire per ciascuna delle parti costituitesi. La Corte di Cassazione si esprime il 4 marzo 1997. Viene confermata la sentenza d'appello. Luigi Chiatti viene trasferito nel carcere di Prato. Sconta lì la sua pena. Per molto tempo di lui non si parla più, fino al 2015. Dice Alvaro Fiorucci. La Corte d'Assise d'Appello, sentenza poi confermata anche dalla Cassazione, disse al termine della carcerazione il giovane deve essere, trasferito in una struttura di prevenzione e cura, che sostanzialmente erano quelli che una volta erano i manicomi criminali. Poi i manicomi criminali sono stati aboliti e ci sono appunto le REMS, che sono delle residenze dove questi soggetti vengono tenuti in osservazione, vengono fatti a lavorare o partecipare ad attività che si svolgono all'interno di queste strutture sanitarie che appartengono al Servizio Sanitario Nazionale, che purtroppo non le sta realizzando in tutte le regioni come ha stabilito la legge. Quell'anno, il 2015, termina la pena. Sono trascorsi 22 anni dagli omicidi e sono intervenuti gli sconti di pena previsti dalla legge. 45 giorni ogni 6 mesi di carcerazione trascorsa se il condannato segue una buona condotta. Sono quindi 3 mesi circa per ogni anno trascorso in carcere. In più sono intervenuti altri benefici. Chiatti però non torna libero. Come previsto dalla sentenza viene inviato in una REMS. Sono le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie per chi ha commesso reati, è affetto da disturbi di mente ed è considerato socialmente pericoloso. Sono le strutture che hanno sostituito gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, che a loro volta nel 1975 avevano sostituito i manicomi criminali. Il passaggio definitivo alle REMS è avvenuto proprio nel 2015. Parallelamente alla creazione di queste strutture, le competenze di medicina penitenziaria sono passate dal Ministero di Giustizia a quello della Salute. Luigi Chiatti viene inviato in una residenza in Sardegna, a Capoterra, provincia di Cagliari. Al momento del trasferimento ci sono numerose proteste. Inconcepibile che un mostro del genere sia stato portato qui, vicino al centro del paese, vicino a una piscina, vicino a una scuola elementare, vicino al centro dove noi portiamo i nostri bambini a fare i vaccini. Questo è un mostro che non è pentito e deve stare in un carcere, non in questo centro. A noi non ci hanno fatto sapere nulla, nessuno ci ha fatto sapere nulla, ci hanno messo sul fatto compiuto. Non è possibile, è un'indecenza. Ci devono tutelare perché devono tutelare i nostri bambini, i nostri figli. Non è possibile perché quest'uomo non è pentito, ha detto che lo rifarà e lo farà meglio di prima. Quando è che si svegliano le istituzioni? Quando riviolenterà un altro bambino? Oggi dovevano essere vivi un ragazzino di 35 anni e un altro di 26 anni, invece sono morti. E lui, mostro di Foligno, ha le ore d'aria, mangia e beve ed è tranquillo e respira. Non è giusto! Si devono svegliare le istituzioni e noi paghiamo per lui. Basta! Da quell'anno il giudice di sorveglianza ha sempre rinnovato la sua permanenza nella struttura.
Luigi Chiatti è sempre stato ritenuto socialmente pericoloso. Ne parla l'articolo 203 del Codice Penale. Agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. In pratica, ogni volta che è stato esaminato, Luigi Chiatti è stato considerato ancora pericoloso. Non è stata esclusa quindi la possibilità che possa commettere di nuovo ciò che aveva già fatto. Nel 2018 dalla Rems in Sardegna scrive una lettera all'Unione Sarda. Mi dispiace, vi chiedo umilmente scusa con il cuore in mano. Non vi chiedo di perdonarmi, so che è difficilissimo, ma perlomeno di concedermi di dare un senso al sacrificio delle 2 vittime. Io credo, anzi, sono oggi convinto, che anche da un evento così tragico si possa trarre qualcosa di positivo. Dal male più profondo può emergere la luce, attraverso un processo di trasformazione e rinascita interiore della persona. Ed è quello che è accaduto in questi anni. Oggi sono una persona molto diversa. Se potessi tornare indietro non rifarei mai quello che ho fatto, perché ciò che ho fatto è distruzione della vita e disprezzo del creato. Scusatemi. Quella lettera non ha effetti. Il Tribunale di Cagliari rinnova la sua permanenza nell'istituto per altri 2 anni. E così è stato in seguito. La legge consente di rinnovare il provvedimento senza limiti di tempo. C'è una domanda a cui è difficile dare una risposta. Esistono persone il cui recupero è impossibile, il cui reinserimento nella società appare problematico, pericoloso? Dice Isabella Merzagora. Quello che posso dire è che almeno nella prima perizia in primo grado, lui disse: se potessi uscire lo farei di nuovo, e questo non gli è giovato. Dopodiché, alla domanda generale, a cui appunto una risposta sicura non la so dare, però posso forse brevemente raccontare un aneddoto. Io vidi qualche anno fa, incaricata dall'avvocato, un ragazzo. Quando l'avvocato mi raccontò la storia, io gli dissi: senta avvocato, non perdiamo tempo tutti quanti, perché questo ragazzo aveva ucciso la sorella disabile, che era l'unica in famiglia che lo aiutava, lui era tossicodipendente, che gli dava retta. La sorella era in sedia a rotelle, lui la uccide, fa una specie di pacchetto, ecco, con degli stracci, non ricordo, la lascia in cantina finché non la trova. Questo è quello che lui fa. Questo è quello per cui io dico avvocato, non perdiamo tempo. Vado lo stesso a vederlo, dopo un bel po' di anni, e trovo un'altra persona, empatica, che in carcere si era dato da fare per gli altri. Aveva anche imparato, mi ricordo, a giocare a scacchi. Ma almeno anche i più inaspettati possono cambiare. Se possono cambiare tutti, glielo dirò quando li ho visti tutti. Ed ecco il parere di Ludovica De Fazio. Esistono delle patologie che per loro definizione sono patologie croniche. Questo però non vuol dire che la persona sarà sempre pericolosa in certi agiti rispetto alla patologia. Quindi sì, la patologia può permanere, non è detto che poi gli agiti e le conseguenze di questa patologia nel tempo siano gli stessi, perché se messo nelle condizioni ottimali come cure sanitarie e come condizioni di contesto, la persona sicuramente potrà agire anche diversamente. Alla lettera di Luigi Chiatti reagì anche Silvana Sebastiani, la madre di Lorenzo Paolucci. Disse: io non lo odio, ma non deve mai tornare libero per la salvezza sua e per quella di tanti altri bambini. Fu lui a definirsi mostro e a dire che lo avrebbe rifatto se fosse tornato libero. Se tornasse in libertà sarebbe ancora più pericoloso, avendo a disposizione i soldi e le proprietà dei genitori adottivi. Io non ho più figli piccoli e non ho nipoti, ma lo ribadisco per il bene suo e degli altri bambini. È bene che Luigi Chiatti non torni libero.
Sulla casa di Chiatti a Foligno, negli anni successivi ai fatti, comparvero molte scritte in cui si ricordava che lì, in quel luogo, aveva abitato il mostro di Foligno. Alcuni mesi fa i difensori hanno chiesto una nuova perizia perché possa venire presa in considerazione la possibilità che Chiatti lasci la Reims. Il tribunale non ha ancora deciso se concedere questa nuova valutazione. Nella lettera che scrisse mentre era in carcere a Simone Allegretti, il bambino che aveva ucciso, Chiatti disse: «La mia vita non è stata facile. Piangevo spesso pensando al futuro ed ero molto solo e proprio questa solitudine mi ha spinto a cercare una soluzione». Scrisse poi: «Spero che mi perdonerai e se ci ripenso mi viene da piangere, chissà quante cose potevamo fare. Solo che tu non mi conoscevi, non hai fatto in tempo e io non ho considerato la tua vita. Ciao, e ricordati che quando uscirò di prigione ti verrò a trovare, non importa quando sarà». Avete ascoltato la seconda parte della nuova storia di indagini sui delitti commessi da Luigi Chiatti. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini, un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.